Buonasera e benvenuti. Terremotus Napolitan Talent, nono appuntamento. Benvenuto al pubblico in sala che ogni mercoledì può entrare gratuitamente nella nostra sala e benvenuto al pubblico che ci segue da casa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Nono appuntamento, ieri è stato l'8 marzo, una giornata ricordata a livello mondiale come la festa della donna, la giornata internazionale della donna, ma per noi è un'ulteriore occasione per ricordare che ancora oggi la donna è vittima di violenze e di ingiustizie. Il messaggio che lanciamo da questo palcoscenico con tutta la nostra forza ed il talento dei nostri 6 concorrenti è quello di una speranza forte di lasciarci alle spalle queste ingiustizie ed anche questa enorme follia tutta umana che si chiama guerra. Ma procediamo subito con il nostro Terremotus Napolitan Talent e vi presento subito la mia splendida compagna di viaggio Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera a tutti. Eccola qui Tiziana. Buonasera, Ed allora ci Gennaro. siamo, nono appuntamento ed aspettiamo il nono vincitore o vincitrice. E come tu sai, e qualcuno a casa lo sa, ma lo spieghiamo ai nostri nuovi amici in sala, al Teatro Trianon Viviani di Napoli vive la stabile della canzone napoletana, con lo spettacolo Adagio Napoletano diretto dal maestro Bruno Garofalo, con una splendida orchestra di musicisti meravigliosi, meravigliosamente diretta dal maestro Pino Perris. E proprio questo fine settimana, 11, 12 e 13 marzo, vi aspettiamo per queste 3 magnifiche repliche di Adagio Napoletano. E intanto procediamo nella ricerca di questo famoso vincitore o vincitrice che inseriremo in pianta stabile nella stabile del teatro per la prossima stagione. Ma per eleggerlo dobbiamo andare avanti con queste sfide e poi con il mondo delle votazioni che gestisce la nostra Tiziana e che funziona così. Come sempre io ricordo che l'ordine dei partecipanti, Gennaro, è stato sorteggiato. Rigorosamente. La modalità di voto è semplice, non è difficile. Abbiamo un pubblico da casa, il pubblico in sala e la giuria tecnica. Il pubblico da casa seguirà una diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon. Lì sulla bacheca verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e potete scegliere il vostro preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto. Mi piace. Sì. La stessa modalità di voto poi avviene anche su Instagram. Anche lì troverete le foto dei nostri concorrenti e sceglierete il vostro preferito invece cliccando sul cuoricino. E il cuoricino. Siamo romantici su Instagram. E poi abbiamo il nostro pubblico in sala e il loro gradimento verrà espresso invece con l'applauso. A fine serata chiameremo sul palco i nostri concorrenti e a uno alla volta riceveranno il vostro applauso, che sarà monitorato con un applausometro per l'intensità e non per la durata, mi raccomando. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica che è composta sempre ogni sera da grandi esperti e maestri della materia. Loro acquisiranno in tempo reale i voti del pubblico da casa e i voti del pubblico in sala e ne terranno conto per formulare il loro giudizio finale. Sommeremo tutti i voti e finalmente avremo così il nome del vincitore o della vincitrice. Ecco qui, l'ha spiegato benissimo anche questa sera. A proposito della giuria di qualità e della giuria tecnica, questa sera come sempre è il presidente di questa giuria a tirare le redini e a tenere il timone è il regista di Adagio Napoletano Bruno Garofalo, che già vedo pronto con tutte le schede. Accanto a lui ritorna un musicista straordinario che spesso vediamo nel Golfo Mistico, nella Buca Orchestra e che lo rivedremo per le repliche di Adagio Napoletano, Luigi Fiscale. E poi è una nostra amica, una splendida amica dell'ufficio di produzione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, responsabile di produzione, Daniela Riccio. Come sempre il lavoro della giuria si fa sempre più difficile e complicato, quindi partiamo subito con il primo concorrente. Subito, così. Eleonora Brescia. Vieni Eleonora, Buonasera, facciamo Eleonora. 4 chiacchiere in questa zona, vieni, elegantissima. Eleonora che non è da sola, perché vedo che lì, senza farsi quasi notare, c'è un maestro al pianoforte che si chiama?
Simone Anziano. Simone Anziano, che non è anziano, avete visto, è scattante, è sgusciato dalle quinte e si è messo in posizione. Tesoro, mantieni il microfono più verso la bocca, così facciamo 4 chiacchiere. Ci siamo raccontati qualcosa dietro le quinte, vero Sì. Tiziana? Eleonora, come ti è nata la passione per il canto lirico? Un po' a scuola, un po' in famiglia, ho avuto dei bravi docenti alle scuole medie e quindi è stato un po' per caso, ma una passione che mi ha praticamente folgorata. Bene, bene. E questa passione ti ha portato a una ricerca, senza dire il titolo perché lo scoprirà Tiziana dopo. Tu ci porti, questa sera ci proponi una canzone che riguarda un po' una sfida tra 2 grandi personaggi, e della letteratura e della musica. Raccontacela un po' senza svelare il titolo. Sì, è una sfida tra 2 poeti importantissimi, un napoletano e un abruzzese, che si sono incontrati a Napoli, in particolare al Gambrinus, a inizio Novecento, e quindi è nato un brano da una sfida. Il poeta napoletano ha detto all'abruzzese: tu non sei capace di scrivere dei versi napoletani, e invece poi Ce l'ha fatta. poi Una è grande uscito canzone. qualcosa, sì. E allora noi siamo davvero curiosissimi. Intanto tu canti con l'asta o senza? Con l'asta. Allora E qui- ci avviciniamo all'asta, vediamo un po' Dai, se che tutto Gennaro funziona. è Guarda, il tecnico più adatto per posizionare. vedi, ecco l'asta. qui. Vediamo bene l'altezza, questa splendida signora. Eccoci qua. siamo, ci Sono stato siamo. bravo? Prego. Di Tosti d'Annunzio a Vucchella, Eleonora Brescia. Eccoci qui, Grazie, grazie. Eleonora. Ti consegno il microfono che lo porti dietro le quinte. Che va sanificato. Eccoci qui, grazie. Intanto non ti ho detto, tu lo sai, ma gli amici da casa qualcuno non lo sa, Cosa? che ci saranno dei ripescaggi e che probabilmente, ti do questa news, cominceranno già nel mese di marzo. Non sveliamo troppo, lo Già nel sveliamo. mese di marzo, quindi ora. Sì, sì, a presto, lo A sveliamo breve. già dal prossimo mercoledì a breve. Ok. E poi, come sempre, anche questa sera c'è un ospite padrino o madrina, non lo sveliamo ancora. Non ancora? No, non lo sveliamo, invece Ok. sveliamo il secondo concorrente. Il secondo concorrente, Annalisa Burzio. Eccola qui. Vieni Annalisa. Mettiamoci qui. Buonasera. Eccoci Buonasera, qui. Annalisa.
brava. Vedi che lei è autonoma. Sì, Ecco è qui. già, vedi? Eccola Già qui. sa. Anche Perché? tu elegantissima. Lei... Facciamo 4 chiacchiere, va? Sì, allora, tu hai iniziato con il blues, ok? Una mia curiosità, come si lega il blues alla canzone napoletana? Vieni. È una questione di anima che lega il blues alla canzone napoletana. È uno stato d'animo. Vedi che voce sensuale, uno stato d'animo. Stato d'animo? E Risposta secca. è uno Risposta stato secca, d'animo. raccontaci una cosa. Questo stato d'animo, questa tua anima musicale, ma non solo musicale, voglio sapere proprio nella vita, com'è? È blues. La mia anima è blues. La tua anima è blues? Sempre, È scura? costantemente. È un'anima scura, Sì. sensuale. Allora vogliamo proprio sentirla. vuole cantare, Sì, lei, vuole Gennaro, cantare. dai. Lei ha scelto una canzone, tra le altre cose, Sì. e mi raccontava che è una storia d'amore e che è veramente un messaggio d'amore. Non diciamo il titolo perché adesso lo dice Tiziana. Sì. Di Castiglia Fragione, Amor a nasconnuta, Annalisa Burzio. Grazie. Quant'anni per stu mondo e poi quanto ancora se potesse e si tenesse a pazienza sì ma così noi ci innamorammo fino a chiagliere. Niente e nessuno che stia desiderio. Scusa ma se non scrivi più, ma sai che io morì, sto sempre a fare qualcosa e non mi basta mai. Perché il che rimanca, perché il che è successo, rinasce amore a nasconduto. Si vanno a vedere stelle, tutte e con caire. E se ne vanno e stelle in cielo si chiagna. Non vengo mai più lamento, sai, sta tutto a posto. Rinda st'amore o sta nasconduto. Rinda st'amore o sta nasconduto. Grazie. Grazie, Grazie, Annalisa, come grazie. sempre, anche tu. No, è È scappata. andata via, niente, Sì, niente. vuole solo Vuoi cantare. portare questo microfono dietro le quinto? Grazie, ma che maestro. Eccoci qua. Bene, Bene. è il momento del Andiamo terzo spediti concorrente, andiamo col spediti. terzo concorrente. Anche perché dietro mi hanno detto, ti prego, non mi far parlare, voglio cantare. Facciamoli cantare. Sono venuti qua per cantare, Gennaro. Un po' hanno ragione. Hanno ragione, senza Terzo dubbio. concorrente, Lorenza Canzanella. Eccola qui. Buonasera. Ciao Lorenza. Prego. Ecco anche Tutto il a posto, maestro. Lorenza? che Tutto bene? Ci siamo rilassati? Più o meno. Lorenza, Più o meno. tu non sei sola, ma sei accompagnata da un personaggio che conosco, che si chiama
Il maestro alla chitarra? Davide Canzanella. Davide Canzanella. Canzanella. Perché tu devi sapere intanto che io non conoscevo questa dolce fanciulla. Neanche però, io. però ho fatto una ricerca, il tuo cognome, poi ho visto il maestro alla chitarra e da allora ho fatto 2 più 2. Il maestro alla chitarra che è tuo papà, possiamo dirlo tranquillamente. Sì, Che è tutti vero, tutto a conosciamo. posto, vero maestro Canzanella? Che Bene, tutti conosciamo. e tu sei la figlia e la nipote di un personaggio storico, di un pezzo prezioso del nostro teatro e della storia del teatro in questa città, la grande sartoria Canzanella. Sei la nipote di Vincenzo Canzanella, al quale facciamo un applauso Ah, è perché qui? Grazie Vincenzo, grazie sempre, Buonasera. grazie di cuore. Bene, vai, qualche domanda per la nostra... In realtà io la vedo molto piccola lei. Quanti anni hai? 19. 19 anni. Quando è iniziata la tua passione per il canto? Ma in realtà da tutta la vita. Da tutta la vita. Dalla mia breve vita. Fino adesso, fino adesso. Breve vita. Mamma mia, fino adesso. che canto, mi interesso al mondo dell'arte. Bene. Essendoci proprio nata. E poi tu sei nata, è chiaro, è chiaro. Però ti stupirò, perché lei che ha quest'aria un po' così moderna, un po' così anche rock, invece lei studia proprio la musica classica, è appassionata di musica classica, e perché? Come mai? Da che ti nasce sta cosa? Non ho idea. Cioè, è una domanda che mi sono sempre posta, però la passione per la musica classica nasce così, dalla mia personalità Bella antica, detto, forse. prima. Romantica. Ci sei nata dentro. Romantica, te l'ho quindi detto, ti sei romantica te lo trovata. puoi giocare. Bene, sentiamo un po' che cosa ci regala. Ci regala di Giacomo Costa, Era De Maggio, Lorenza Canzanella. Era de maggio, carena sina, a schiocca, liccia rossa, fresca era l'aria e tutta luce ardina, addurava de rosa, cinta passa. Era de maggino, non me ne scorda, una canzone cantava ma due voci, più tempo passa e più me ne ricorda. Fresca era l'aria e la canzone e diceva cora mia lontana vai, tu me la sei contro allora, chissà quando tornerai, rispondeva, tornerai quando tornano le rose, si sto giorno torna a maggio, pure a maggio stonga qua, si sto giorno torna a maggio, pure a maggio stonga e so tornate mo come una volta, cantammo insieme lo motivo antico, passa lo tempo e il mondo s'avvota, ma amore vero no, non vota dica. Siete bellezza mia, ma innamorai, si tali guarda,
tinta non si secca mai e ferite d'amore non si sa che sanat se fosse gioia mia senza stare imbalsamata a guardarti in un'osteria e te dico core mia tornati so torna maggio e torna amore fare me che la capò torna maggio e torna amore fare me che Eccoci qui. Brava Lorenza. Grazie. Stai svitando? Perfetto, ci vediamo tra un po'. Grazie. Hai visto come tornano le connessioni Sì. con Napoli, con il teatro, eh? Hai visto? Andiamo avanti. Subito? Quarto concorrente, Francesca Marotta. Eccola qui. Buonasera. Buonasera Francesca. Eccola qui, Francesca. Elegantissima anche tu. Grazie. Sono tutti eleganti i nostri concorrenti. Tranne me. Anche le conduttrici. Anche le Tranne conduttrici, i devo conduttori, dire. direi. Vabbè, ormai dai, è retorica farti i complimenti. Vabbè, dai, noi scherziamo. Allora, Francesca, io so che tu fai parte del That's Napoli Live Show. Diretto dal maestro Carlo Morelli. Ah, vedi. E noi ci siamo incontrati anche in altre occasioni con Sì, te vero. qualche tempo fa. Devi sapere che questa ragazza, oltre a studiare musica, oltre ad interessarsi sempre e a formarsi professionalmente, spazia da vari generi musicali. Sì. Questo possiamo dirlo. Sì. È il tuo genere musicale preferito? Adesso qual è? È una domanda un po' difficile perché io spazio dalla musica leggera al canto lirico e amo entrambi i generi, quindi Tipo te sotto la doccia che canti. dipende, a volte lirico, a volte leggero. Dipende come si alza la mattina. Dipende Esatto, come si alza la esatto. mattina. Vabbè, per questo talent si è alzata alquanto romantica e ci fa una Direi bella proprio storia di sì. d'amore che Esatto. adesso sentiamo. Direi proprio di sì. Prego. Di Annona Di Domenico, Passione Eterna. Francesca Marotta. Grazie. Quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene e non trova con me. Giuro che tu non sei più niente, ma giuro inutilmente, come te lascio più. Si cerca scusa gente, che hai ferme non sei tu. Passione eterna mia, che basta gelosia, pure in dei suoni mi fa schiave te. Veleno, io ti chiamo veleno, e quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene e non trovo con me.
lamenta, ma rindo cuore niente, non tiene niente più. E moro ogni momento, tu sonne non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia, pure in dei suoni ma fa schiave te. Volena, i te chiama Volena, e quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Na, na. Passione eterna mia, na, na. Grazie. E grazie Francesca. Grazie. Ci vediamo anche con te tra A dopo. pochissimo, pochissimissimo. Hai visto come il lavoro della giuria, vedi? Li sto sbirciando Vedo da il qui. nostro regista. E il nostro regista Sì, è sì. sempre più complicato. Attento. Bene, 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 ma andiamo avanti, non ci fermiamo. Sì, quinto concorrente Valerio Monaco. Eccolo qui, Valerio. Salve. Vieni, vieni Valerio. Nostro Valerio, devi sapere che Eh? viene da Roma, Viene da Roma, e studia sì. al Conservatorio di Santa Cecilia. È vero? Sì, è tutto vero. È tutto Confermi? vero. Confermo. Ma tu devi sapere che non è solo, è accompagnato al pianoforte dal maestro Mario Buonafede. Buonasera, Eccolo maestro, qui. anche a lei. Allora, Valerio, devi sapere anche un altro piccolo segreto. Questa sua aria un po' distaccata, professionale, in realtà invece nasconde dei segreti, perché io ho detto, ma tu che studi, ma quanto tempo dedichi allo studio? Lei mi ha guardato, è stato un po' zitto e poi ha fatto, ma alla fine poco. Perché lui ha un segreto. Sentiamo, qual è questo segreto tuo, Valerio? Allora, diciamo che io evito di studiare troppo. Ah, eviti di Evita. studiare. Vorresti studiare troppo, ma eviti. Evito. No, È una tecnica che dobbiamo... semplicemente per il fatto che poi, diciamo, quando immagazzino troppe informazioni, poi non le riesco a analizzare decentemente, quindi faccio un po' alla volta, diciamo. Ma tu lo sai che anch'io ho detto queste Chi cose va alle mie piano, professoresse? va sano e va lontano. Ma mi hanno bocciato sempre a me, però. Invece a te no, perché sei davvero bravo. Sentiamo un po' che cosa ci regala. Di De Curtis Bovio, Canta per me, Valerio Monaco. Canta per me stanotte una canzone, tu così bella e tiena voce d'oro. Canta per me stanotte, per così moro sentendo una canzone bella. Canta una serenata marinare, che tanto tempo non si canta più. Cuore, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canti, ma che piense tu.
montagne siano tutte belle e si figliole tiene a voce d'oro canta per me come ne moro sentendo una bella canzone conta lontana mia casi tornata non te ne voglio conta perché ti tengo incatenata perché tu sola mi avete morire mi avete Grazie maestro, ci vediamo Bravo, anche Valerio. con te Grazie tra a voi. pochissimissimo. Bene, sempre più difficile il lavoro della Sì, giuria. Stasera abbiamo anche tanti professionisti. Come no, Già assolutamente. sono navigati. E come no. E adesso passiamo all'ultimo concorrente. Sesto concorrente, Paola Falanga. Eccola qui. Buonasera Paola. Buonasera. Buonasera Paola. Paola cantante Sì, che e vanta. infatti vanta tante collaborazioni, però io sono curiosa di sapere quale tra queste collaborazioni ti ha lasciato di più. Sicuramente quella con Fred Buongusto, Ah, un grande artista e come no. e soprattutto una grande persona. Che ti ha lasciato tanto. Mi ha lasciato tanto. E- Mi Prego, parlava sempre non solo della tecnica, ovviamente, per lui la cosa importante era trasmettere e anche quando provava oppure quando registrava l'unico pensiero era fare arrivare l'emozione. E infatti tu prima me l'hai detto e mi hai raccontato anche un po' il tuo percorso emozionale con la musica e la scelta anche del repertorio, come hai cominciato, i vari generi e hai scelto una canzone che possiamo definire di un autore moderno, che in qualche modo è anche un messaggio di speranza. Questa canzone però ti ha lasciato qualcosa, che cosa ti lascia quando la canti? Appunto, come hai detto, speranza, la voglia, il desiderio di avere, che arrivi un giorno migliore e che arrivi la pace per tutti. E questo lo aspettiamo speranza tanto di e tutti. grazie per avercela proposta. Prego. Di Faiello, Stella Diana, Paola Falanga. Grazie. Stella Diana quando compariste, Stella Diana quando compariste, ma fondo l'acqua santa ci criaste, ma fondo l'acqua santa ci criaste. Quando arrivaste tu rosa amaranta, quando arrivaste tu rosa amaranta, la grazia ci faciste a tutto quanto, la grazia ci faciste a tutto quanto. L'acqua del mare diventa rossa, l'acqua del mare diventa rossa, e tutto il mondo si facette pace, si facette pace. E in cielo si appicciano tre lune, se in cielo si appicciano tre lune, non su murette fammi più nessuna, più nessuna. Che bello suono tennis
tamburo, che bello suona tenere sto tamburo. Nessuno tu con lei è chi lo suona, nessuno tu con lei è chi lo suona. Da chi a sta festa porta sciura, chi da chi a sta festa porta sciura, e a balla e canta insieme su natura, e canti a balla insieme su natura. L'acqua al mare diventa rosa, l'acqua al mare diventa rosa. A tutto il mondo si facette pace, si facette pace. In cielo s'appicciano tre lune, in cielo s'appicciano tre lune. Non si morette fame più nessuna, più nessuna. Grazie. E grazie a te. Prego. A dopo, a dopo, a dopo. Intanto diamo il tempo ai nostri amici a casa di terminare e concludere le votazioni con il mi piace e col cuoricino, il mi piace sulla diretta Facebook, sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli e con il cuoricino sul profilo Instagram del nostro teatro. Permettimi di ricordare anche che possono venire a trovarci qui a teatro, quindi assistere alla serata e l'ingresso è libero. Sì, ogni mercoledì l'ingresso è gratuito per il nostro talent. E adesso è il vostro momento del pubblico in sala, è il famoso momento dell'applausometro. Ve lo spieghiamo così, in maniera veloce e facile perché è semplice. Noi chiameremo i nostri cantanti, i quali si disporranno in una bella fila sistemata. Dopodiché la nostra Tiziana chiamerà e dirà il loro nome esattamente nell'ordine di esecuzione dei brani, così come si sono esibiti. Loro faranno un passo avanti e voi decreterete il vostro applauso, il vostro gradimento che sarà misurato, ricordiamo sempre, per l'intensità. Tutto pronto? Tutto a posto? Facciamo una piccola Siete prova. carichi? Io mi vado a mettere in fila, facciamo finta che io sono uno Sì, dei lui ci splendidi cantanti di questa sera. Tiziana chiamerà il mio nome, Gennaro Monti. io vengo avanti e voi mi fate l'applauso. Perfetto, siamo davvero un'ottima squadra. Adesso ci proviamo con i nostri cantanti. Prego, Prego, ragazzi. eccoli qui. Eccoli qui. Ci mettiamo bene in fila qui. Sono emozionati stasera, ragazzi. Ecco, facciamo una bella fila, ordinata. Siamo. E adesso Tiziana tocca a te. Primo concorrente, Eleonora Brescia. Secondo concorrente, Annalisa Burzio. Terzo concorrente, Lorenza Canzanella. Quarto, Francesca Marotta. Se ne è scappato. Quinto concorrente, Valerio Monaco. Sesto concorrente, Paola Falanga. E adesso un grande applauso a tutti e tutti. sei i nostri concorrenti. Anche stasera Gennaro è difficile. Anche stasera il lavoro della giuria è difficilissimo. Con voi ci vediamo, tra dopo, non ragazzi. molto, perché intanto abbiamo una sorpresa. Io vi ho detto che c'era un ospite padrino o madrina e questa sera c'è un ospite madrina della serata. madrina. Ma ce l'annunci te, io intanto vado a Sì, prendere Gennaro, l'asta. io per fortuna ho avuto il piacere diverse volte di ammirarla dalla platea, ma stasera finalmente l'ascolto Dal vivo, palco, live, dal palcoscenico. insieme a te. E lei, secondo me, ha ancora
tanto da insegnare a tutti noi che amiamo il teatro e la canzone. È la canzone classica napoletana. Chi Stasera è? Chi è? con Io noi non lo so, chi è? Susi Sebastiano. Eccola qui! Vieni Susi, elegantissima. Buonasera, Eccola Susi. qui Susi. Grazie per essere Intanto con noi. facciamo 4 chiacchiere Susi. Io ho avuto la fortuna di conoscerti e poi di essere amici. Possiamo dire che siamo amici da un bel po' di tempo. In una fortunata... Che amico che hai, beh, che mamma mia. amico. Come lo sopporti? No, ci sopportiamo, No, ci no, sopportiamo no. tra camerini, tournée, No, eccetera. no, è un grande. Ma che grande, è che un grande, che grande, è un grande sei tu. E invece, diciamo, io ti ho conosciuto in una fortunata edizione di Novecento Napoletano, che riprendemmo proprio con il maestro Garofalo e con il maestro Tonino Esposito. Assolutamente. E poi ci siamo rincontrati in altre 1000 occasioni, ma sciorinare il tuo curriculum è davvero banale, perché è enorme, hai incontrato sempre grandi maestri, grandissimi direttori. Però mi hai detto... Sono stata fortunata. Sei stata fortunata e siamo fortunati noi adesso ad ascoltarti e ad averti in compagnia, perché tu sei con noi in scena 11, 12 e 13 in Adagio Napoletano, sei una delle splendide voci di questo spettacolo, quindi vi aspettiamo Insieme a tutti i miei colleghi. insieme a tutti i colleghi, Che assolutamente sono assolutamente indispensabili. indispensabili e per la preziosi. riuscita. Assolutamente. Però tu mi hai detto, guarda Gennaro, ti dico una cosa che voglio dire subito è che la mia carriera d'artista cantante non ha mai potuto fare a meno del teatro. Sì, perché è un'espressione per la quale io ho stimolo, porto avanti assolutamente il mio discorso, che è sempre continuo, vorrei sempre che fosse assolutamente continuo per dare modo di non terminare nulla, cioè di portare sempre oltre quella che è la nostra grande tradizione, che è infinita, è assolutamente un peccato, è storia e quindi andrebbe veramente non solo cantata ma studiata anche proprio da noi cantanti e da chi comunque fa teatro, perché è molto importante, insomma, ecco, delle volte si prende un po' con troppa facilità, se vogliamo dire così, perché siamo tutti portati al canto, però è importante tantissimo non solo il motivo, il sentire che ti prende, che ti porta, ma è molto importante il testo, che assolutamente è uno sposalizio perfetto. Infatti hai anticipato la domanda che voleva farti. Voglio cogliere proprio l'occasione. Tu che consiglio daresti ai giovani di oggi che stanno appunto per approcciare, no? alla canzone classica napoletana? Sì, che spesso si va dal maestro oppure magari si canta e si va direttamente con la base o con lo spartito e si canta, no? Si canta su. Ma prima di tutto bisognerebbe veramente fare un'osservazione, che è quello che è il testo, che è importantissimo perché sono sempre delle poesie. E sono dei versi veramente che portano tutto quello che è il nostro patrimonio, il nostro dialetto, i nostri usi, le nostre usanze anche, ed è un mondo perduto, però che c'è. E infatti C'è nel testo, sopravvive ed è un patrimonio inestimabile e che assolutamente dobbiamo bisogna conservare in qualche modo. sì, dobbiamo conservare, ma dobbiamo avere l'attenzione, quell'attenzione che e se eventualmente non ci rendiamo conto di una parola, di una frase, è molto importante magari anche chiedere. La ricerca. Chiedere, a parte la ricerca, ma chiedere proprio a casa, da un nonno, da un parente, da un amico che magari conosce il dialetto, e cercare di arrivare a quel significato, a quella parola. E così poi magari sì. Troppo lungo forse. No, però è la verità. Invece ti ringraziamo. Perciò io poi lo lego al teatro. Cioè per infatti volevo legarmi a questa cosa che hai detto, perché tu, soprattutto in Novecento Napoletano e in Adagio, ci regali delle canzoni, come tutte, però delle canzoni in particolare che sono poi a dipingere dei quadri particolari. Non voglio svelare niente perché vi aspettiamo qui in sala per vedere queste 3 repliche nel mese di marzo, 11, 12 e 13, ma hai sempre cantato
cantato in Novecento napoletano, a seconda dei quadri, delle edizioni e anche in adagio, canzoni che dipingono momenti d'animo e di stati d'animo molto particolari. Tu questa sera ce ne regali una, in particolare con l'arrangiamento originale del maestro Tonino Esposito, e che è una base che abbiamo in qualche modo recuperato grazie a Bruno Garofalo da una vecchia edizione di Novecento napoletano. Questa è una canzone che in qualche modo parla di amore in un modo particolare, dove il testo ha un'importanza assoluta. C'è proprio questa realtà che c'è sempre, non è che è passata, no, quello c'è sempre. Quindi amore inteso proprio come tormento e amore proprio estremo, e amore proprio come sentimento d'amore. Intenso, intensissimo, che è anche, diciamo, un patimento, perché la persona amata magari, chissà se ci ama, può darsi di sì, ma può darsi di no, però c'è questa sofferenza che comunque si ha in amore. E che magicamente in questa canzone si trasforma in una potenza poetica straordinaria. Assolutamente. Allora io e Tiziano... Detta benissimo. Ah, vedi? Proprio... Adesso io e Tiziano ci mettiamo buoni vicino al pianoforte e ascoltiamo questo tuo regalo. Intanto io permettimi di sistemare il microfono certo. e fare proprio come i bravi cavalieri. Eccomi qui. Vediamo l'altezza. E voilà. Dai, sei bravo, sei bravo. Susi Sebastiano. Facce santa, niente mi fa, me va mi da socciente, che sullo cuore mio ne va da punto. E da mano plena tradimento, e fammi una morte, ma non tanta, e fammi una morte, ma amore, 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 paradiso e fuoco eterna, si velena e calamita. Tu sia morto, tu sia vita, amore, amore. Niente mi fai, ma rinda sto occhio nero, ci stanno più bucine che prete a mare. Ma fai campare con forza e paura, meglio una pugnalata sotto cuore, che punta da mattina sera, che punta da mattina sera. Amore, 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 paradiso e fuoco eterna, velena e calamita. Tu sia morto, tu sia vita, amore, amore. Ti voglio bene e t'odio a tempo stesso, e poi ti fa morire a fatturarsi, ma poi, maronna mia, se io vero fosse, la botte sotto cuore maceressa, la botte sotto cuore maceressa. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si velena e calamita. Tu sia morto e tu sia vita, amore, Ma che regalo magnifico! Grazie, grazie Susi.
Grazie. Dove vai? Che È ti unica tocca lei. un compito ingrato che è quello di annunciare arrivata? il vincitore o Eccola, la vado vincitrice. io, dai. Eccoci qui. Intanto Mostra. stacchiamo il microfono, così questo lo tieni. Questa la porto via. Questa scotta, attenzione. Ti ustioni. Eccoci Tocca a qui. te. A me? Ok. Aspetta, ti reggo il microfono. dai. Grazie. Eccolo. Un po' di suspense. Tremano le mani. Vieni, andiamo avanti. Paola Falanga. Ecco Paola. Paola Falanga. Complimenti. Vieni a prendere l'applauso del pubblico complimenti, e sicuramente anche del pubblico a casa. Complimenti. Ecco qui. Complimenti, ti aspettiamo quindi per le finali, ma soprattutto tu dividi questo applauso con gli altri nostri splendidi concorrenti. Prego ragazzi, raggiungeteci. Ecco, prendete Bravi e l'applauso complimenti a tutti. del nostro pubblico e complimenti a tutti. Prego. Fatevi vedere in tutto il vostro splendore, la vostra eleganza. E intanto io ti prometto che non studio più, faccio come te, perché se divento Sì. bravo come te mi conviene non studiare più. Grazie a tutti, grazie al pubblico nella sala del Teatro Trianon Viviani di Napoli, grazie al pubblico a casa, a tutta la squadra del Teatro Trianon Viviani e alla nostra giuria, Daniela Riccio, Luigi Fiscale e Bruno Garofalo. Ci vediamo Grazie. mercoledì prossimo, l'ingresso è sempre gratuito. Complimenti a tutti e trovare. grazie Susi. Grazie a voi, grazie, complimenti Ciao. a tutti. Ciao.